Nuovo anno scolastico, Zaia, le nostre linee guida sono pronte, ma spiega la mascherina il nodo da contendere con il governo, si dovrebbe arrivare presto alla soluzione. Elezioni regionali, il candidato del centro-sinistra Arturo Lorenzoni lancia un suo appello perché il voto non sia nelle scuole per non interrompere le elezioni, ma in altri spazi. Matteo Salvini oggi nel capoluogo berico, dove ha incontrato i sindacati di polizia penitenziaria e alcuni genitori degli studenti vicentini. Porto a Roma il modello Vicenza, ha detto. Tragedia la scorsa notte a Carbonera, nel Trevigiano, 2 giovanissimi perdono la vita nello schianto di uno scooter contro un muretto, il mezzo è poi risultato rubato. Mamma aggredita e minacciata con un coltello ieri pomeriggio nel Trevigiano, solo per la prontezza di spirito si sarebbe sottratta ad una rapina che sarebbe potuta finire con una violenza. Protagonista di numerosi scippi anche a Venezia, borseggiatrice seriale, viene condannata a 30 anni, arrestata una ventina di volte, aveva evitato il carcere perché è sempre incinta. L'assessore regionale all'agricoltura ha presentato il piano per il rilancio di agricoltura e pesca nel post-Covid. Abbiamo pensato ad interventi su 3 linee fondamentali, ha spiegato Pan. Domani inizia l'esame di maturità destinato ad entrare nella storia, rigide misure di sicurezza in aula con la mascherina per un'unica prova orale. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. In primo piano il bollettino regionale di questa sera dei contagi. Ci sono 4 contagi in più, uno a Treviso, uno a Venezia, uno a Verona, uno a Verona e uno a Belluno. 796 le persone in isolamento domiciliare, 721 invece i casi attualmente positivi nella nostra regione. Per quanto riguarda invece le persone ricoverate sono 258, mentre 12 sono ancora in terapia intensiva, una sola persona di queste invece è positiva e purtroppo dobbiamo registrare 5 decessi rispetto alla situazione di questa mattina. E lo avete sentito dai titoli, la mascherina è il nodo del contendere con il governo nelle linee guida da applicare a scuola, ma si dovrebbe arrivare presto alla soluzione, ne ha parlato oggi il presidente Zaia. Io non voglio inquietare nessuno, però ho l'obbligo di dire come stanno le cose. Oggi noi, me lo faceva notare anche l'assessore Bottacin, nel modello matematico notiamo che dall'apertura dei bar e ristoranti, quindi siamo 18 maggio, se vi ricordate, da quello che noi consideriamo la data, la deadline e quindi la fine del blocco vero del lockdown, vediamo che c'è sempre la curva in calo rispetto al numero di positivi, però una curva che ha meno pendenza, cioè vuol dire che stanno calando, ma con una progressione inferiore a quello che la curva aveva prima. I fattori sono molti, non è che è riconducibile solo all'apertura totale. Dati alla mano, il presidente Zaia ha voluto sottolineare l'andamento dei contagi senza creare allarmismo, ma appellandosi ancora al senso di responsabilità. Ancora nessuna novità invece per quanto riguarda la scuola. Siamo ancora fermi, vi posso dare la mia parola d'onore che ce l'ho sopra la scrivania, c'è ancora un altro aggiustamento perché a Roma non va mai ben niente, però alla fine ne veniamo fuori, io conto di darvi qualche novità nelle prossime ore. Sono linee guida affrontabili, sono linee guida che semplificano molto la vita dei bimbi, degli studenti e ovviamente di tutti gli operatori, a iniziare dai docenti, però c'è ancora qualche discussione su qualche aspetto, diciamo che al 90% sono sostanzialmente accettate e condivise a livello nazionale, adesso vedremo di capire se riusciamo a trovare una soluzione unica sulla quale si possa ragionare. Tra i punti cruciali la mascherina. Io resto dell'idea che la mascherina debba essere utilizzata per i bimbi negli spostamenti, ma non è che uno può stare 5 ore a scuola con mascherina su, mi pare, si intossica, respira CO2, non ha un ricambio giusto di ossigeno, quindi lo scambio tra sangue arterioso e sangue venoso non c'è, si ossigena di meno, poi uno sviene, un altro va in ipossia, un altro strapparla, insomma penso che non funzioni così, no? La scuola non deve essere una coercizione. Infine Zaia si è rivolto ai ragazzi che da domani affronteranno l'esame di maturità. Io veramente auguro a tutti che sicuramente superino gli esami, prendano bei voti, ma che comunque resti un bel ricordo, perché è un ricordo che si coltiverà e ci accompagnerà loro
è accompagnato noi e ci sta accompagnando per tutta la vita. Ed ora una notizia che arriva dal lavoro da Forlì. Il Tribunale di Lavoro del Forlì condanna l'Electrolux, vince l'operaia ribelle. La delegata RSU FIOM Cinzia Colaprico, aderente all'area della CGIL Riconquistiamo Tutto, la stessa corrente dei delegati FIOM di Susegano, vince nel Tribunale assistita dall'avvocato Summa Giacomo di Roma su una serie di contestazioni disciplinari fatte dal direttore del personale dello stabilimento di Forlì. Tutte azioni con evidente contenuto strumentale finalizzate a impedire, oltre che fiaccare psicologicamente, l'attività sindacale della RSU di Fabbrica. Ed ora ci spostiamo a Padova, dove il candidato alla presidenza della regione per il centro-sinistra Arturo Lorenzoni lancia il suo appello perché il voto non sia nelle scuole, interrompendo la didattica ma in altri spazi. Sentiamo. Usciamo da un periodo difficilissimo per il mondo della scuola, ricominciare andando ad avere ancora interruzioni può essere critico, per cui abbiamo suggerito di utilizzare tanti spazi che possono essere disponibili senza interferire con le attività. I palazzetti di proprietà dei comuni, così come si possono coinvolgere le parrocchie, così si possono coinvolgere altri spazi pubblici che possono essere messi a disposizione in sicurezza senza interferire con l'attività scolastica. Questa è la proposta che fa il vice sindaco di Padova e candidato per il centro-sinistra alle prossime regionali, Arturo Lorenzoni. L'emergenza sanitaria ha congelato il mondo della scuola, bloccando la didattica. Continuare a tenere in stallo alunni ed insegnanti non è corretto, sostiene il candidato Lorenzoni. Chiaro che anticipare il voto prima dell'inizio delle scuole sarebbe difficile nella misura in cui ormai siamo già a giugno inoltrato e quindi votare in agosto o i primissimi giorni di settembre vorrebbe dire fare una campagna elettorale veramente complicata quando le persone pensano ad altro, e quindi conciliare, diciamo così, la possibilità di votare regolarmente senza interferire con la scuola credo che sia un segno che richiede la nostra volontà, ma richiede anche un senso di responsabilità e di volontà di arrivare all'obiettivo. Spazi per gestire il voto in piena sicurezza e nel rispetto delle normative anticontagio ci sono, dice Lorenzoni. Nelle città non mancano. Nei paesi più piccoli si può cercare una sinergia con le parrocchie. È necessario però ci sia la volontà per realizzare questo progetto. Oggi il voto può essere gestito in modo molto più snello rispetto al passato e io credo che sia più difficile nei paesi più piccoli, forse dove ci sono meno strutture a disposizione, ma nelle città indubbiamente sedi adeguate si possono trovare senza difficoltà. Matteo Salvini oggi è stato a Vicenza, dove ha incontrato i sindacati di polizia penitenziaria, alcuni genitori degli studenti vicentini. Vediamo com'è andata. Il leader massimo della Lega, Matteo Salvini, arriva a Vicenza e si immerge nel tessuto sociale ed economico della città del Palladio. Nella cornice dei chiostri di Santa Corona incontra imprenditori, artigiani, albergatori, insegnanti, poi andremo in un'azienda del territorio, agenti della penitenziaria. Devo dire che mi porto a Roma il modello Vicenza. Si porta a Roma il modello Vicenza, quello di una città che dopo i dolori dell'epidemia, dopo le ferite del lockdown, è ripartita, ma con delle richieste precise per il governo. Tutti gli imprenditori chiedono di bloccare il codice degli appalti, di intervenire per i pagamenti della cassa integrazione e dei soldi promessi dalle banche alle aziende che mai sono arrivati. E il modello Vicenza viene preso ad esempio anche perché è la prima città in Italia che per concedere gli spazi pubblici chiede il ripudio non solo del fascismo, come avviene altrove, ma di tutti i totalitarismi. Condannare non solo un regime, ma tutti i regimi, anzi mi sembra anche ancor più democratico. Abbiamo portato la voce dei cittadini, anzi in questo caso del primo cittadino di Vicenza, Francesco Rucco, che nella partita della sicurezza ha chiesto più poteri per i sindaci. Il sindaco di Vicenza chiede più forze dell'ordine, più potere di intervento diretto. Per quello che mi riguarda ha pienamente ragione.
Per intanto vi prego di sollecitare i miei colleghi che sono momentaneamente e spero brevemente in maggioranza, quindi il Partito Democratico per intenderci, di non togliere i pochi poteri che ai sindaci sono stati dati con i decreti sicurezza. Poi quando ci torniamo è chiaro che per quello che mi riguarda non parlo di pieni poteri ai sindaci, se no mi arrestano, però il modello Genova dimostra che quando al sindaco dai fiducia e pieni poteri, il sindaco, se è bravo, li esercita bene. Siamo alla cronaca, 2 giovanissime vittime nello schianto la scorsa notte di uno scooter contro un muretto di cemento a Carbonera, il mezzo è poi risultato rubato. Avevano appena 17 e 21 anni i 2 ragazzi morti nella notte nel drammatico schianto dello scooter su cui viaggiavano contro un muretto. Uno scooter poi risultato rubato. Il tragico incidente verso l'1:20 lungo Viale Brigata Marche nel territorio di Carbonera. A perdere la vita un ragazzo nemmeno maggiorenne originario della Guinea, Baldem Amadou Bassirou, studente all'Istituto Turistico Mazzotti che abitava con la famiglia proprio a Carbonera, e un 21enne di origini marocchine, Es Safi Abdessamad, che sempre con la famiglia viveva invece a Mogliano Veneto e lavorava in un'azienda di Villorba. Forse l'asfalto bagnato, forse l'alta velocità, il giovane che conduceva lo scooter ha perso il controllo e la moto è finita contro questo muretto di cemento. Siamo usciti subito fuori e abbiamo chiamato l'ambulanza dal balcone. A primo impatto si era già intravisto un po' la dinamica e quindi presumo non ci fossero più niente da fare. Purtroppo è una zona un po' impattata, spesso da incidenti, diversi incidenti. Per i 2 ragazzi non c'è stato scampo. I carabinieri intervenuti sul posto insieme a SUEM 118 e vigili del fuoco hanno a lungo cercato i caschi che per legge avrebbero dovuto indossare. Non erano visibili, quindi probabilmente sono stati trovati, però stavano cercando per l'appunto dove fossero. Probabilmente solo uno ce l'aveva, ma slacciato, visto che nell'impatto è volato via. Ai militari è toccato il doloroso compito di portare la straziante notizia alle 2 famiglie. I carabinieri stanno cercando di ricostruire le ore precedenti allo schianto. Lo scooter su cui viaggiavano è risultato rubato a un 38enne trevigiano in via Castello d'Amore, poco lontano dallo stadio e dalla caserma della polizia locale. Non è chiaro se gli autori del furto siano i 2 ragazzi o se abbiano ricevuto lo scooter da qualcun altro. Solo dettagli ormai privi di significato di fronte alla tragedia che si è consumata nella notte. Ed ora parliamo invece dell'aggressione di ieri pomeriggio tra Silea Roncade, vittima una mamma che solo per la prontezza di spirito si sarebbe sottratta ad una rapina che sarebbe poi finita quasi sicuramente con lo stupro. Nascosta dietro la muretta qua? Dietro fa sì, per qua. Stuprata e rapinata. Poteva essere questo il destino della 50enne trevigiana trovata ieri poco dopo le 4 del pomeriggio lungo via Buel del Lovo tra Silea e Roncade. Trovata rannicchiata e piangente nella siepe dietro a questo muretto dai primi soccorritori allertati dalla sirena d'allarme di questa casa. Sentiamo gridare dietro la siepe, ma non si vedeva niente. Dopo un attimo è venuta fuori una signora tutta piena di sangue sulla maglietta. E questa qua mi hanno aggredito, aiuto. Francesco Lovisetto e la moglie le prestano i primi soccorsi, mentre sul posto arrivano un'ambulanza e alcune pattuglie dei carabinieri. Sta signora era tutta tagliata alle mani, con tanto sangue. La 50enne sotto shock racconta di un ciclista che avrebbe quasi investito, della richiesta di quest'ultimo di essere portato a casa e delle indicazioni che invece portavano a questo edificio abbandonato. A quel punto il personaggio ha estratto un coltello, da quello che racconta sempre sta signora, e lei per difendersi l'ha preso per la lama e si è tagliata. Ecco. L'aggressore, preso alla sprovvista dalla reazione, si è dato la fuga sui campi, mentre la donna avrebbe ingranato la retromarcia della sua Renault Captur finendo nel fosso. Certo che la signora era sotto shock notevole. Non era una ragazzina, era una signora matura, mi ha detto che era una mamma con 2 bambini. Sicuramente l'incidente era stato architettato, visto che la bicicletta investita è subito scomparsa, da qui il possibile movente della rapina, che sarebbe finita quasi sicuramente con lo stupro dietro alla casa abbandonata, luogo conosciuto da chi abita in zona e dove la vittima, sotto la minaccia del coltello, avrebbe dovuto condurre l'auto. Le coppiette decisamente, ma quelle che fanno quello che devono fare, è che sembra che siano intervenuti anche i carabinieri, perché vanno magari a spartirsi il bottino, è già successo là, in quel punto là.
Nulla di fatto ieri al tavolo nazionale con i ministeri interessati per il corso di laurea in medicina a Treviso. Ci vedremo in tribunale, spiega Zaia, che promette il corso decollerà come da programma. Dopo lunga approfondita discussione ci vedremo in tribunale. Non mi sembra di capire che ci siano soluzioni. Fumata nera al tavolo tecnico sul corso di laurea in medicina e chirurgia a Treviso. Presenti il ministro dell'economia Gualtieri, dei rapporti con le regioni Boccia e della salute Speranza. L'obiettivo, quello di trovare un punto d'incontro tra le parti dopo che il governo aveva impugnato davanti alla Corte Costituzionale la legge regionale. Oggi è l'ultimo giorno, immagino impugneranno, del resto una riunione fatta il giorno prima penso che sia foriera di poco o nulla. Impugneranno, andremo davanti a un tribunale. Vedremo cosa ci dirà la Corte Costituzionale. È lo stesso Presidente a spiegare cosa il governo contesti alla Regione. Ci contestano la programmazione e l'altra contestazione che ci fanno è che abbiamo utilizzato a garanzia 6 milioni di euro prelevati dal Fondo Sanitario Regionale, che è un fondo di 9 miliardi e 600 milioni di euro. Non è che andiamo a finanziare gli ingegneri, stiamo finanziando i medici. Il corso a Treviso decollerà come da progetto, promette il governatore. È sostanzialmente l'andare a consacrare e a consolidare un percorso che era già iniziato. A Treviso sono già i primi 2 anni, se non ricordo male, di corso di studi, del corso di laurea in medicina e chirurgia. Abbiamo 8 reparti clinicizzati, vuol dire che sono 8 reparti retti da primari che sono docenti universitari e quindi al loro interno ci sono gli specializzandi. A questo si aggiunge la nascita del nuovo ospedale di Treviso con 1000 posti letto, di cui 600 ad alta specializzazione. Alla luce di questi aspetti, Zaia lancia un messaggio agli studenti. Al mondo degli studenti che vogliono iscriversi a Treviso, sono 60 matricole, dico iscrivetevi, perché noi non indietreggiamo di 1 millimetro. Condannata a 30 anni di carcere, la borseggiatrice che ogni volta evitava il carcere perché in dolce attesa, l'assessore regionale Marcato ha postato un video in cui esprime con orgoglio la sua grande soddisfazione. Fantastico, meraviglioso, straordinario. 30 anni di carcere alla ladra Rom, che a Venezia, se vi ricordate il caso, aveva reagito violentemente contro l'inviato delle Iene. 30 anni di carcere hanno dato, 30 anni di carcere. Arrestata più di 20 volte per furti, droga e borseggi tra Roma, Milano e Venezia, ma mai portata in carcere perché sempre in gravidanza. Ora la 33enne di origine bosniaca nata nel Casertano, che aggredì un giornalista a Venezia, dovrà scontare 30 anni. Con grande soddisfazione dell'assessore Marcato, che ha immediatamente postato un video sul suo profilo social. Ha commesso reati di tutti i tipi e lei continuava indisturbata qui a Venezia a rompere le balle ai turisti. Ecco, finalmente è arrivata la giustizia. 30 anni di carcere alla ladra Rom per aver rubato per anni. Giornata meravigliosa, bellissima, straordinaria, grazie. Oggi è una giornata di giustizia. La donna è stata sorpresa dai carabinieri di Pomezia mentre passeggiava con uno dei suoi numerosi figli e non ha opposto resistenza. Negli ultimi anni aveva fornito spesso nomi diversi, ma questa volta, rinchiusa nel carcere di Rebibbia, sconterà un cumulo di 12 sentenze per un totale di 30 anni. Torniamo nel Trevigiano, il rogo in via Feltrina a Castagnole di Paese, in cui hanno perso la vita una settimana fa Franca Fava di 58 anni e l'amica 74enne Fiorella Sandre, originaria di Breda di Piave. L'autopsia sui resti delle 2 vittime è stata eseguita questa mattina nell'obitorio dell'ospedale Cafoncello dal medico legale Alberto Furlanetto, a cui la Procura della Repubblica, che ha aperto un fascicolo per incendio colposo iscrivendo nel registro degli indagati il marito della Fava, Sergio Miglioranza di 68 anni, ha affidato l'esame sulle salme. Risultate entrambe completamente carbonizzate, tanto i tessuti quanto gli organi interni. Difficile stabilire quindi se la morte sia avvenuta per asfissia. In ogni caso sono stati eseguiti dei prelievi sui polmoni che verranno esaminati successivamente. Sui corpi, altro elemento importante da stabilire, non sono risultati segni di violenza. Ed ora ci fermiamo per una pausa pubblicitaria. Rieccoci nuovamente in studio con questa edizione regionale. Insieme al presidente Zaia, oggi l'assessore Giuseppe Pana ha presentato il piano di rilancio dell'agricoltura.
settore dell'agroalimentare e della pesca, duramente colpiti durante il lockdown. Sono stati illustrati dall'assessore regionale PAN durante il punto stampa del presidente Zaia. Si tratta di un fondo di garanzia che metterà in corso 20 milioni di euro, fondi di rotazione per 14 milioni e mezzo e 131 milioni a fondo perduto. Io penso che comunque i contributi a fondo perduto in questo momento, che significa dare liquidità diretta alle imprese, siano quelli più importanti, perché anche nelle discussioni col Ministero noi abbiamo fatto emergere che comunque le nostre aziende non hanno bisogno di indebitarsi ancora rispetto ai finanziamenti messi dal governo, ma hanno bisogno di liquidità. Un'attenzione particolare sarà per le 164 attività agricole della zona di Vo, le prime a essere penalizzate. Noi, tra le rimodulazioni dei nostri fondi, che vanno tra fondi di garanzia, fondi di rotazione e fondo perduto, noi investiremo circa 170 milioni sul settore primario e sul settore della pesca, e nei 23 milioni della rimodulazione del piano di sviluppo rurale con il cambiamento del regolamento europeo faremo una misura fino a 7.000 euro, appunto, sia per tutti gli agricoltori della zona rossa, che sono stati chiusi per primi e quindi hanno subito grandi perdite, ma anche per circa 15.000 imprese del nostro Veneto. In che modo si potrà usufruire di questo aiuto? Bisogna intanto essere imprenditori a titolo principale e avere comunque un'iscrizione con un fascicolo aziendale in Avepa, come ben noi sappiamo, e quindi ci sarà una domanda molto semplificata. E tra l'altro abbiamo anche semplificato e velocizzato i pagamenti, ne abbiamo già fatti tanti, e soprattutto i controlli in azienda, e quindi con una misura molto veloce riusciremo a dare risposta di liquidità diretta a tutte le imprese agricole. E ancora una volta il settore cerca di rialzarsi. Noi siamo abituati a resistere perché ce l'abbiamo nel DNA fin dai tempi della Repubblica Veneta e poi delle guerre, quindi questo è un momento di resistenza. Le 65.000 imprese dell'agricoltura non mollano, addirittura con gli ultimi interventi abbiamo portato altre 325 imprese gestite da giovani a ripartire a partire in questo periodo, quindi assolutamente un messaggio di speranza anche per il futuro. Ed oggi siamo stati al Marco Polo di Venezia, dove si comincia a vedere una ripresa progressiva e graduale dei voli, ma si registra un calo del 95% dei passeggeri in transito rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il nostro reportage. Lo scalo Marco Polo di Venezia torna a ripopolarsi tra il classico suono dei trolley e i sorrisi degli abbracci di chi si ritrova dietro la mascherina. Per accedere all'interno le misure di sicurezza restano massime. E questo è il termoscanner a forma di panda che riprende appunto la tua temperatura corporea non appena arrivi qua allo scalo aeroportuale. Temperatura che viene registrata direttamente nel tablet dell'addetto al servizio sanitario. Se superiore ai 37 gradi e mezzo non si accede al terminal, dove al momento è permesso l'ingresso solo a chi è munito di biglietto in partenza. Una volta che siamo all'interno del terminal abbiamo tutto ciò che sono il distanziamento sociale, che partiamo dalle sedie magari guardiamo un po' i banchi check-in, dove ci sono i bolli per terra e anche il plexiglass. Plexiglass utilizzato per mantenere la distanza sociale all'imbarco dei bagagli tra personale di terra e passeggeri in partenza. Oggi è partito 10 minuti fa il primo volo di Essen Brussels per il Belgio. Di conseguenza, in modo progressivo, i voli cominciano a ripartire. Quali sono le date che aspettiamo adesso? Il 18 di questo mese, dove riprende Volotea con i primi voli verso il sud Italia, per poi arrivare fino a 25 destinazioni entro la fine dell'estate, per cui una forte ripresa. Aspettiamo il 21, quando Ryanair ritornerà a volare, anche lei con 20 destinazioni, e dal 1 luglio ritorna EasyJet, che come sapete fa base al Marco Polo. KLM è partita dal 1 giugno e seguita da Air France e Alitalia, che non ha mai smesso di volare su Venezia, le altre compagnie presenti. Pensate che a giugno dell'anno scorso i passeggeri in transito qui al Marco Polo di Tessera erano circa 1,5 milioni. In questo giugno ad oggi i passeggeri sono stati poco più di 1.000.
Terminal che per prendere nuovamente il volo deve vedere attorno a sé tutto il cordone della catena operativa, vale a dire... Si parla di alberghi, ristoranti, di anche trasporto pubblico, cioè se non abbiamo i taxi o non abbiamo i pullman o non abbiamo il vaporetto è difficile raggiungere la destinazione finale, per cui ogni pezzo della catena deve fare il suo per garantire che l'esperienza sia il più piacevole possibile. Voto quasi unanime del Consiglio Comunale alla modifica statutaria della partecipata Bellunum che, salvo imprevisti, per l'imminente estate potrebbe gestire la seggiovia del Nevegal. Vediamo. Il colpo di scena è arrivato un'ora e mezza dopo l'avvio del Consiglio Comunale in trasferta in Sala Bianchi causa disposizioni anti-Covid e si stava discutendo il punto 6 relativo alle modifiche statutarie della Bellunum, che ha nel suo core business la gestione dei rifiuti, parcheggi blu e la scala mobile che da Lambioi sbuca in Piazza Duomo. A sorpresa è stato il sindaco in persona, alle spalle dell'assessore delegata al Nevegal, Yuki D'Emilia, a dare lettura dell'emendamento sottoscritto con i capigruppo di maggioranza. All'articolo 2,1 è inserita la lettera I nel modo seguente. I. Gestione a tempo determinato, ovvero estate 2020, della seggiovia del Nevegal anche in relazione all'utilizzo dei parcheggi del piazzale. Noi semplicemente cogliamo l'occasione di questa modifica statutaria per inserire una modifica che ci consente anche eventualmente di poter gestire, qualora non dovesse aprire, la seggiovia in questa estate. Apriti cielo, più di qualcuno fra gli esponenti dell'opposizione è sobbalzato dalla sedia. La Presidente della Commissione Speciale Nevegal, la leghista Mariangela Filippin, si è avvicinata al microfono quasi senza parole. Io ho capito che stavate cercando delle soluzioni, però penso che un minimo di comunicazione, a meno che questa cosa lei non l'abbia pensata 5 secondi fa. Diluvio di critiche per metodo e forma sono arrivate dal consigliere di Obiettivo Belluno, Fratelli d'Italia, Damiano, che ha ingaggiato un botta e risposta con il collega di maggioranza Nicolini. Tanto siamo felici di sparigliare le carte, visto che la minoranza è convinta che noi non appoggiamo il nostro sindaco, cosa ovviamente che pubblicamente asserisco essere un'enorme fake news. Il voto finale è stato quasi unanime, con 2 contrari e 2 astenuti, e oggi a bocce ferme l'analisi puntuta è del capogruppo di Civiltà Bellunese Liga Veneta. Ormai abbiamo capito il giochetto, no? Sta tirando lungo, i motivi forse sono chiari un po' a tutti, elettivi o altro, ma sta tirando lungo su un'agonia di un colle purtroppo voluta da lui. Per la riapertura estiva della seggiovia è necessario che l'impianto venga ceduto dall'Alpe del Nevegal, poi servono i passaggi notarili, le manutenzioni, le figure professionali imprescindibili. Anche facendo le corse c'è chi ipotizza che non se ne parlerà almeno fino a metà agosto. È l'emendamento dell'ultima spiaggia, no? Della disperazione, la possiamo definire così, ed è sotto gli occhi di tutti il fallimento di un'attività amministrativa che doveva essere il capofila di un'iniziativa così importante per l'aspetto turistico. E quanto è stato fatto a Vicenza per la scuola ad aver impressionato Matteo Salvini, un esempio da seguire, ha detto. Vediamo se è pronto il servizio. Mi porto a Roma il modello Vicenza da tanti punti di vista, soprattutto sul fronte scuola. È uno dei temi più ignorati dal governo, con uno dei ministri più incapaci del governo. Non ci sono risposte sulle riaperture, sulla messa in sicurezza, sulle rette delle paritarie, sulle assunzioni degli insegnanti, mentre a Vicenza asili nido e scuole materne sono già riaperte da tempo per aiutare centinaia e centinaia di famiglie, quindi se al posto del ministro Azzolina ci fosse l'assessore del Comune di Vicenza probabilmente sarebbe molto meglio per gli insegnanti, gli studenti e le famiglie italiane, quindi il modello Vicenza dal punto di vista della scuola e della riapertura e della gioia dei bambini lo proporremo a livello nazionale. Così Matteo Salvini, bocciando l'operato del ministro Azzolina, che non ha ancora presentato le modalità di riapertura delle scuole, plaude alle scelte fatte a Vicenza. La riapertura qui invece è già operativa alle materne e lunedì agli asili nido, seguendo le linee guida venete presentate da Luca Zaia. Centinaia di bimbi potranno riprendere senza essere confinati tra barriere di plexiglass, che Cristina Toglio ha definito loculi di plastica. È orgogliosa che Salvini si porti a Roma il suo modello per la scuola? Assolutamente sì, è la dimostrazione che l'impegno paga. Io spero possa servire ad altri la nostra esperienza, è chiaro che oggi sono particolarmente contenta. Mi porto via con orgoglio il fatto che l'assessore leghista alla scuola e alla pubblica istruzione sia
un campione italiano di riapertura. Esame di maturità è uno dei riti di passaggio della nostra società. In questo anno così strano abbiamo raccolto alcuni ricordi. Tosto, greco, era capitato e è stata dura, però si sopravvive, ecco. E quest'anno senza prova scritta come lo vede? Non è più semplice secondo me per i ragazzi, sarà tosta anche così. E comunque c'è un background emotivo non indifferente, quindi in bocca al lupo, ecco, a tutti quanti. Tantissima ansia, tantissima, però c'era anche quell'emozione positiva. Che ricordo proprio un senso di liberazione, come dire, di aver conquistato, aver concluso i 5 anni. Che maturità ha fatto? Ho fatto la maturità linguistica. La notte prima degli esami si dorme? La notte prima degli esami? Sì, però mi ero fatto un beverone di melissa, se ricordo bene, un beverone di melissa e poi sì, avevo dormito. Ed è davvero tutto, io vi lascio come di consueto alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Si avvicina una nuova perturbazione ed ecco che sul nostro territorio il tempo non migliora, sarà ancora una giornata dettata dall'instabilità. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto condizioni di variabilità, mattinata di mercoledì 17 giugno con schiarite alternate ad annuvolamenti e con precipitazioni sui monti. Col passare delle ore fenomeni in locale estensione anche al resto della regione, ma entro la nottata la situazione sarà destinata a migliorare. Temperature minime tra i 13 e i 17 gradi, massime invece tra i 22 e i 27 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui infatti al mattino avremo qualche momento più asciutto, poi rovesci e temporali diffusi, localmente anche forti. Temperature minime fino a 18 gradi, massime oscillanti invece tra i 25 e i 26 gradi all'incirca. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, cielo molto nuvoloso con fenomeni temporaleschi un po' dappertutto, vedete anche di moderata intensità. Temperature minime sui 14-15 gradi, massime invece fino a 25 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.